Venerdì prossimo, 1° settembre, a San Giovanni Gemini si svolgerà la prima edizione di Monti Divini Wine and Music Fest, con inizio previsto alle ore 20:30 in piazza Martiri d'Ungheria, piazza Mercato. L'evento è organizzato dalla condotta Slow Food Monti Siccani in collaborazione con il comune di San Giovanni Gemini e la Proloco. Gaetano Ravanà. Tutto pronto per la prima edizione di Monti Divini Wine and Music Fest a San Giovanni Gemini. L'appuntamento è per il 1° settembre, con inizio previsto alle 20:30 in piazza Martiri d'Ungheria. L'evento è organizzato dalla condotta Slow Food Monti Siccani in collaborazione con il comune di San Giovanni Gemini, guidato dal sindaco Dino Zimbardo e la Proloco locale. Ad avvalorare la serata ci sarà l'AIS, l'Associazione Italiana Sommelier, delegazione Agrigento e Caltanissetta, con la presenza di 2 sommelier professionisti. Per la serata sono state coinvolte le cantine Baronia della Pietra, Cummo Vini, CVA di Canicattì, Di Salvo, Feudo Montoni, Feudi di Regalpetra, Villa Viticè. Oltre alla possibilità di degustare prodotti enologici di alta gamma, rappresentativi della viticoltura siciliana, la serata sarà animata dalla Half Kitchen Band, che eseguirà musica jazz accostandosi al percorso sensoriale dei vini con l'intento di unire musica, vino ed emozione. Le risorse per finanziare la serata sono state messe a disposizione dalla condotta Slow Food Monti Siccani attraverso i proventi di 1% for the Planet e Buona Fortuna, sia dal comune di San Giovanni Gemini. A supportare l'iniziativa si è unita anche l'Enoteca alla Corte. La degustazione prevede anche un ticket di contributo simbolico di 5 euro che consentirà l'assaggio di 3 calici di vino delle cantine presenti. Il fiduciario della condotta Slow Food Monti Siccani, Tonino Rizzico, afferma che la condotta Slow Food Monti Siccani pone alla base di questo evento lo slogan buono, pulito e giusto, con l'intento di avvalorare sia le aziende della guida Slow Wine, sia quelle che potenzialmente possono essere coinvolte nel percorso di crescita e condivisione dei valori propri dell'associazione. Lo stesso Tonino Rizzico è sempre più impegnato a spiegare i cibi che rendono orgogliosi i sicani. L'ultimo, in ordine di tempo, è la presentazione della focaccia. È una giornata che ha lo scopo di presentare le eccellenze del territorio dei Monti Sicani. Qua è tagliata, si presenta, di solito si serve intera, però siccome l'abbiamo utilizzata come un aperitivo di benvenuto, questa è da faccia di vecchia, che è, diciamo, tipica di Cammarata, ed è un prodotto fatto, una pizza, chiamiamola così per farvi capire, fatta con grano duro siciliano dei Monti Sicani, e poi viene utilizzato il pecorino, l'acciuga siciliana o la salsa per condirla, e l'origano naturalmente di montagna. Questa è l'eccellenza che il comune di Cammarata, assieme, diciamo, a tutte, diciamo, la cittadinanza e le associazioni quale Slow Food io rappresento, stiamo cercando appunto di sponsorizzare e promuovere a livello, diciamo, a livello mondiale, internazionale, come mi suggerisce